Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella Live Splash del vostro maledetto veneziano. Oggi parleremo di quelle situazioni in cui entrano nella vostra vita persone che hanno una forte influenza negativa, persone cariche di energia negativa, persone che tutto quello che voi dite o loro vedono ha sempre una carica dentro la loro immaginazione di energia distruttiva. Ma prima di fare questo, il vostro maledetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale del The Guard, al canale YouTube del vostro maledetto veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi social. In Facebook, in info sotto qui in descrizione potete venire, sono gratuiti. Un gruppo è i casti sacerdotali, l'altro gruppo è la radiestesia radionica, astrologia ed ermetismo. Nell'ultimo siamo più di 1600. In più abbiamo Telegram, due gruppi, il link sono sotto qui in descrizione e potete accedervi gratuitamente. Abbiamo anche un sito del Capitano, ormai è uno dei più battuti a livello nazionale. Abbiamo più di 2000 visite al mese e generalmente hanno già scaricato più di 20 ebook 150.000 volte e il vostro maledetto ha donato all'umanità 20 ebook di radionica, radiestesia, tarologia, scusate, chiriologia, no? E ha donato più di 2 milioni di circuiti quadranti radiostesici con tanto di istruzione, quindi qualcosa il vostro maledetto ha fatto. Ma parliamo un po' di queste persone che si incontrano o nei posti di lavoro o nei condomini o anche al supermercato, sono a conoscenza che praticamente qualsiasi cosa che voi gli dite, questi vedono sempre solo il lato negativo. Certo, ci possono essere persone che hanno dei doni e riescono a vedere subito la visione dell'insieme. E questi non sono pericolosi, anzi possono dare la mano perché sono come dei freni a mano, visano subito la persona. Ma ci sono invece persone che non hanno dei doni, ma tutto ciò che vedono lo vedono in modo oscuro. E queste persone che lo vogliate o no, ci influenzano in modo importante. Queste persone bisogna stare assolutamente lontano perché il loro campo energetico potrebbe influenzare il nostro. Il Marietto ha già messo, come si vuol dire, nel sito del capitano vari circuiti che tagliano questi legami perniciosi di questi personaggi che possono gravitare nel radar della nostra orbita e influenzarci in modo negativo. Molto spesso arrivano come amici, come gente che ci vuole aiutare, ma poi innescono un meccanismo perverso che ci portano sempre a pensare in modo negativo tutto ciò che loro pensano, cioè in altre parole si agganciano alla nostra mente, cercano di influenzarci. Queste persone purtroppo l'unico modo è tagliare di netto. Certo, se sono sul posto di lavoro allora bisogna attivare tutti i circuiti, magari comprare anche questo ciondolo magico che ha dentro i circuiti di protezione. Dico anche questo perché ultimamente, anche con questa situazione del virus, del Covid, del Green Pass, molte persone magari che erano un po' titubanti, magari ehm, avvicinandosi a persone che vedono solo scuro e non bianco, vedete, dice, "Vabbè, io vedo bianco, ma ci sono persone che dentro me vedrebbero nero, magari anche verde, e hanno ragione, ma anche nero. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna attivare tutte le forze e allontanarsi assolutamente, perché il loro campo energetico mentale è fortissimo perché si aggregano a questa egregora che il sistema ha creato per poter in un certo senso condizionarci. Ultimamente mi scappa l'occhio su TV di regime e vedo proprio che c'è questo bombardamento. Come queste persone parlano sempre in negativo. Una volta c'era lo spread, una volta c'era mononucleosi, adesso abbiamo questo pippone del Covid e molte di queste persone vanno a nozze, no? Amplificano, no? Il nostro Marietto vi dice di stare tranquilli, di scaricarvi i vari circuiti e di protezione e di conversione da negativo a positivo e di, tra virgolette, allontanarsi da queste persone che purtroppo, anche se noi non lo vogliamo, incidono fortemente, come si suol dire, sul nostro cammino karmico, karmico, dico anche karmico.
certamente queste persone sicuramente nel futuro, purtroppo, continuando a pensare in modo negativo, attirano solo negatività. Bene, cari amici, questi sono i piccoli consigli del vostro marietto, state lontano e soprattutto quando accendete la TV, se vedete che questi pipponi di regimi, no? Continuano a parlare di questi prodotti antivirali, roba del genere, certamente se uno si è già fatto il Covid, chiaramente può stare tranquillo, se uno ha buon calmo può stare tranquillo, ma tutti quelli che dovrebbero essere negativi e stare attenti sono quelli che hanno un brutto calmo e di conseguenza chiaramente non c'è neanche bisogno del Covid e del Green Pass. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.